mondiali di sci al 2022, Zaia commenta l'annuncio del numero 1 del CONI Malagò, giusta richiesta, troppo rischioso il 2021. Il sindaco Ghedina, un'opportunità per prepararsi meglio, il presidente Padrino, ora accelerare sulle infrastrutture. La movida e le polemiche tra scienziati, la trattativa sui confini regionali, la questione elezioni, stasera alle 21:10 Luca Zaia ospite al Ring. La virologa dottoressa Tacconelli al quartier generale di Marghera il 14 giugno è una data fondamentale per stabilire l'andamento dei contagi e fa il punto sulla sperimentazione dei farmaci. Da oggi in tutta Italia le telefonate dalla Croce Rossa ai cittadini individuati nel campione di 150.000 soggetti ai quali verrà effettuato il test sierologico per mappare la diffusione del virus. È polemica all'interno del governo sulla figura degli assistenti civici per l'emergenza coronavirus, il Viminale, noi non informati e molti sindaci bocciano l'idea. Assalto ad un laboratorio oro a fattori di Quartesolo, trafugati 20 kg d'oro, bottino 1 milione di euro. Ufficialmente rannulla tenente, la finanza gli sequestra case e terreni e 740.000 euro nei guai un imprenditore trevigiano che non versava i contributi sui redditi dei dipendenti. Sant'Antonio tutto pronto per la tredicina che accompagna la festa del 13 giugno, rivoluzionata dall'emergenza Covid. Reliquie e busto verranno portati in volo a bordo di un elicottero militare per benedire tutta Padova. Trasmetteremo la cerimonia in diretta su Rete Veneta. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'andamento dell'epidemia di coronavirus nel territorio veneto con l'aggiornamento sui dati diffusi proprio poco fa dall'azienda Zero. Sono 11 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto per un dato totale dall'inizio dell'epidemia di 19.097. Purtroppo ci sono altri 9 decessi, complessivamente il numero delle vittime sale a 1878. Tra i dati che confermano l'efficacia delle misure di contenimento del contagio, la diminuzione costante dei ricoverati sia nei normali reparti 480 che nelle terapie intensive che attualmente ospitano 39 malati, uno in meno rispetto a ieri. Le persone guarite, i negativizzati virologici ammontano a 14.641, 84 in più rispetto alla giornata di ieri. E veniamo ora al consueto punto stampa del presidente Zaia. Oggi in primo piano la questione Cortina, mondiali di sci, troppo rischioso puntare sui mondiali a febbraio 2021, meglio rinviarli al 2022, così il governatore dopo l'anticipazione del numero 1 del CONI, Giovanni Malagò. Sentiamo. Per non rischiare e anche per valorizzare fino in fondo il lavoro di tantissime persone, è giusto che ci sia il pubblico. La situazione che a noi sembra meno rischiosa è rappresentata dal fatto di ottenere il permesso di spostarli al 2022. Ha atteso l'ufficialità della notizia data dal presidente del CONI Malagò, il governatore Zaia, per commentare la richiesta di spostare i mondiali di sci di Cortina da febbraio 2021 a marzo 2022. L'incertezza sull'andamento dell'epidemia ed il rischio di una manifestazione monca, magari senza pubblico, hanno portato alla decisione di chiedere il rinvio che viene visto dal presidente del Veneto come un'opportunità. Questo non vi nego che ci creerebbe una congiuntura astrale positiva rispetto alle Olimpiadi del 2026. E rispetto a un incastro internazionale. Ora si attende di sapere se la richiesta della federazione verrà accolta. Confido nella collaborazione dei nostri compagni di viaggio a livello internazionale, perché poi capite che c'è tutta una serie di incastri con la Francia, con altri paesi, però sarebbe un bel segnale. Non è una sconfitta, è la volontà di investire bene. Peraltro siamo a buon punto con i lavori sarebbero perfetti a questo punto del 2022, però che nessuno si azzardi a dire che vengono spostati i mondiali perché siamo in ritardo con i lavori, altra roba. È una scelta proprio ragionata. Una scelta, quella di chiedere il rinvio, supportata anche dalla relazione della dottoressa Russo, vertice della direzione prevenzione della Regione del Veneto, sui rischi sanitari. Il rischio di reinfezione ci potrebbe essere, lo dice anche l'OMS, per cui lei ha messo anche nero su bianco per la comunità internazionale che per la sanità del Veneto il rischio è reale. Dopodiché se il virus sparisce e come è arrivato se ne va e non si fa più vedere, noi siamo tutti felici, però abbiamo l'obbligo di dire anche
che la preoccupazione c'è per il prossimo inverno, autunno-inverno 2020-2021. Zaia si è poi soffermato sulla movida selvaggia contro la quale la Regione ha realizzato anche uno spot e sull'ipotesi governativa degli assistenti civici contro gli assembramenti. Per me è una sconfitta, no? C'è una sconfitta dal punto di vista sociale, cioè pensare che devi mandare qualcuno a controllare perché qualcuno si indossi la mascherina che è come un farmaco salvavita, vuol dire che c'è un problema culturale. Troppo alto il timore per il ritorno della pandemia, ribadisce il sindaco di Cortina a proposito della richiesta di rinvio di un anno dei campionati del mondo, preoccupato il presidente della provincia Padrin, che però dice adesso acceleriamo sulle infrastrutture. E non è uno stop, ma è solamente rimandare per riuscire ad offrire un mondiale migliore con tutte le garanzie di sicurezza. Ovviamente su questo avremo poi la risposta nella giornata di oggi. Slittano di un anno i mondiali di sci alpino 2021 a Cortina e sembra una maledizione vista la lunga attesa che ne ha preceduto l'assegnazione. Sfumate le finali di Coppa del Mondo in programma lo scorso marzo nel pieno della pandemia, ora gli occhi e l'impegno di tutti erano puntati sull'evento iridato dell'anno prossimo. L'annuncio è arrivato ieri sera, che tempo che fa, e a dare la notizia è stato il numero 1 del CONI Giovanni Malagò, che ha parlato di una scelta sofferta ma indifferibile. Veniva già contemplata questa possibilità all'interno di un possibile rinvio, che è chiaro è un problema, nel senso che avverrebbe nel 2022 appena dopo le Olimpiadi, quindi non vorrei che ci fosse un po' una perdita di interesse. Questa è la mia unica grande preoccupazione. Il virus perciò costringe a una scelta che avrà ripercussioni economiche, senza pensare al Tour de Force cui saranno sottoposti gli atleti in campo nel 2022, subito dopo le Olimpiadi di Pechino, che si svolgeranno dal 4 al 22 febbraio. Cortina, rassicura il primo cittadino, ha puntato sui grandi eventi e questo rinvio deve essere colto come un'opportunità. È anche l'occasione per mettere e sistemare tutta una serie di infrastrutture che il nostro territorio da tempo necessita. A partire dalle infrastrutture viarie, il rinvio dell'appuntamento mondiale dà una mano all'iter delle opere in cantiere che mai si sarebbero potute concludere per il 2021. È dunque uno stop che rasserena gli animi istituzionali, molto meno quello degli operatori economici, che l'anno prossimo potrebbero restare totalmente a bocca asciutta. La FIS ha comunicato il calendario della Coppa del Mondo, ovviamente escludendo Cortina da qualsiasi tipo di gara, perché ospitavamo i mondiali a febbraio, quindi mi auguro che, non so, se ci possa essere una revisione, anzi auspico che ci sia una revisione del calendario, che possano essere inserite delle gare a Cortina. L'ideale sarebbe disputare le finali di Coppa del Mondo, che però sono già state assegnate a Lanzerai in Svizzera, e perciò l'auspicio è che a febbraio Cortina possa ospitare almeno una sorta di premondiale e qualche gara in più rispetto alla Libera e al Super G, che di solito sono inserite nel calendario dello sci femminile. E torniamo ora sulla questione della movida che si è vista nel fine settimana in tante città del nostro paese. Il messaggio forte lo lanciano attraverso Facebook perché possa giungere direttamente ai giovani che in questi giorni appunto popolano la movida notturna di molte città, spesso incuranti dei comportamenti anti-Covid, a partire dall'uso delle mascherine. Movida nel weekend, noi non curiamo gli imbecilli. Gli autori sono i medici dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, ma una appello provocazione arriva anche da un rianimatore che su Facebook scrive: non curo i cretini. Sotto attacco, spiega il presidente dell'associazione anestesisti rianimatori Alessandro Vergallo, è la movida da noi ribattezzata Covida perché rappresenta un altissimo rischio di contagio da Covid-19. E continuiamo a parlare dell'epidemia perché oggi a fare il punto sulla situazione è intervenuta la Protezione Civile di Marghera Evelina Tacconelli dell'Università di Verona, consulente dell'OMS e della Regione Veneto. Cerchiamo di portare la terapia a casa del paziente il più presto possibile, questo è lo studio ARCO, dove tra i farmaci che andiamo a somministrare in maniera randomizzata, controllata, approvato AIFA, c'è anche l'Avigan di cui parlava il presidente Zaia, che comincerà già da domani, comincerà dall'azienda ospedaliera di Verona e dalla USL 9, ha un disegno che ci permette di capire subito se funziona o non funziona, per cui ovviamente
includeremo tutte le altre aziende il più presto possibile nel nostro protocollo. Il Veneto in prima linea nella ricerca di terapie per la cura del Covid-19. Evelina Tacconelli, ordinario di malattie infettive e tropicali all'Università di Verona, ospite del presidente Zaia nella sede della Protezione Civile regionale di Marghera, fa il punto sulla sperimentazione di farmaci per curare il coronavirus. Farmaci diversi a seconda della fase della malattia, iniziale, intermedia o avanzata. Per esempio lo studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che coordiniamo con l'Università di Verona, che si chiama Solidarity, è proprio uno studio che ci dà la possibilità di trattare con questi antivirali, tra cui è incluso il Remdesivir, forse il farmaco che in questo momento ha delle aspettative più alte, più anche è incluso in questo pacchetto l'interferone. Questo tipo di farmaci noi li somministriamo soprattutto ai pazienti in una prima fase della malattia. Consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, già docente all'Università di Harvard e direttrice dell'unità di ricerca clinica dell'Università di Tübingen, Tacconelli si augura non arrivi una seconda ondata di coronavirus, ma una risposta su questo la si potrà avere solo a partire dal 14 giugno. Un terzo filone di ricerca in Veneto è legato ad uno studio innovativo che ha un solo paragone negli Stati Uniti. Unisce per la prima volta un antivirale come il Remdesivir con gli immunomodulatori, quindi con farmaci, per capirsi, quelli che si utilizzano per alcuni si utilizzano per l'artrite reumatoide o per altre patologie reumatologiche, in cui noi combattiamo il virus e contemporaneamente abbassiamo le difese dell'organismo per evitare che ci sia una iperreazione. È stato dimesso oggi dall'ospedale di Schiavonia il primo paziente malato di Covid curato con il plasma di altre persone guarite dallo stesso virus. Ad accoglierlo al ritorno a casa uno striscione sulla scala condominiale con scritto un gigantesco benvenuto. Andrea, 50 anni, residente in provincia di Padova, è stato il primo paziente dimesso dall'ULSS 6 Euganea trattato con il plasma iperimmune, il cosiddetto plasma dei guariti. L'uomo era entrato in ospedale il 20 aprile con febbre alta e gravi difficoltà respiratorie. Il suo quadro clinico era rapidamente peggiorato, tanto che nel giro di 48 ore era entrato in terapia intensiva finendo intubato. Stante la gravità della situazione, i medici avevano deciso di sottoporlo alla nuova terapia sperimentale, 3 infusioni consecutive di plasma, una al giorno. Ora che è guarito ed ha superato anche la riabilitazione, Andrea invita tutti a donare. Chi, come me, ha conosciuto l'inferno del Covid-19 non può che invitare a donare. Il plasma ha agevolato, dice, la mia guarigione. E sono partite oggi in tutta Italia le telefonate da parte della Croce Rossa ai cittadini individuati nel campione dei 150.000 soggetti ai quali verrà effettuato il test sierologico per mappare la diffusione del nuovo coronavirus in Italia. I call center operativi sono 21, uno in ogni regione, ai quali si aggiunge un centro nazionale di supporto. La Lombardia registrerà il più alto numero di cittadini contattati, pari a oltre 30.000. Il Veneto è secondo con 13.000 davanti all'Emilia Romagna con 12.000. Il campione elaborato dall'Istat viene individuato sulla base del genere, suddiviso in 6 classi d'età per regione e attività lavorativa. Gli operatori della Croce Rossa saranno impegnati nelle fasi di prelievo a domicilio e negli ambulatori. Assistenti civici tra i ragazzi della Movida delle piazze, l'idea del governo, che peraltro ha suscitato nelle ultime ore notevoli polemiche anche all'interno dello stesso esecutivo, visto che il Viminale ha detto appunto di non averne saputo nulla. L'idea del governo, dicevamo, non piace ai primi cittadini vicentini che la bocciano e dicono ci serve altro. Più possibilisti invece i giovani. Sentiamo. Assistenti civici tra i giovani della Movida, assistenti anti-assembramento. L'idea del governo non va giù ai sindaci vicentini che la bocciano e dicono abbiamo bisogno di altro per aiutare il tessuto economico e sociale a ripartire. È una figura che non ha una grande valenza, nel senso come potrà accertare i furbetti, le inadempienze dei cittadini. Ai comuni servono soldi certi e misure certe per la ripartenza. Se hanno una funzione queste persone di dare un supporto agli enti locali, per esempio, che devono gestire tutta una serie di spazi,
ben venga. Se lo scopo è solo quello di riportare che qualcuno viola le regole, non credo che sia lo strumento giusto. Ho letto la notizia sugli assistenti civici, pensavo si trattasse di una bufala, salvo poi vedere che l'aveva pubblicata un giornale nazionale importante. Al che l'unica riflessione che io posso fare è: torniamo seri. Io dico che questa è una soluzione non all'altezza. Ci deve essere sicuramente un controllo da parte del territorio, da parte delle nostre forze dell'ordine, sicuramente una consapevolezza da parte degli esercenti nell'invitare la clientela ad assumere dei comportamenti idonei, però mettere figure quali gli assistenti civici a fare come da spioni della gente la trovo assurda e poco pratica. Mandare nelle piazze dei cittadini senza un minimo di esperienza, un minimo di preparazione, un minimo di formazione a fare gli sceriffi sia una cosa totalmente inutile e nel nostro caso anche costosa. Se per i sindaci un coro unanime di no, il web si scatena con vignette umoristiche e il Viminale sugli assistenti civici pensati dal ministro Boccia mette i puntini sulle i, precisando che è affar loro e ogni eventuale decisione assunta in merito non dovrà comportare un peso su prefetture e forze dell'ordine. Insomma, è tutto da rivedere. Possibilisti invece i giovani. Dovremmo essere secondo me un po' più autonomi, visto che però non lo siamo. C'è bisogno secondo me di qualcuno che dia un po' delle linee guida anche costantemente, che monitori costantemente, almeno in questa prima fase. Ci sta a far rispettare le norme, la cosa più importante adesso per ripartire sicuramente. Se portano un beneficio per darci una mano a migliorare la situazione e la prevenzione, perché no? Però bisogna vedere. E anche noi commercianti cerchiamo di far rispettare le regole a tutti quelli che sono i clienti delle nostre attività. La cronaca ora che ci porta nel vicentino a Torri di Quartesolo, rapina con l'esplosivo, i banditi fanno saltare la cassaforte e fuggono per i campi, rubati 20 kg d'oro, bottino 1 milione di euro. Torri di Quartesolo, ore 3:10 di notte, una banda assalta il laboratorio Orafo Costa Sergio SRL in via Monte Carso, nella frazione di Marola. L'esplosione per aprire la cassaforte, poi le fiamme svegliano i residenti. Verso le 3 mi ha svegliato mia moglie che ha sentito partire un allarme e un botto praticamente, un rumore forte, tipo un petardo grosso, voglio dire. Il bottino è ingente, si parla di 20 kg d'oro semilavorato per un valore attorno al 1 milione di euro. Un assalto alla Mala del Brento, un vero e proprio comando organizzato ha preso di mira il laboratorio incastonato tra le abitazioni di una via senza uscita. I banditi, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero entrati e scappati da dietro il laboratorio, il lato che dà sui campi. Appoggiata al muro ancora la scala e le corde. Una volta saliti dal terrazzo hanno divelto l'inferiato di un ufficio e sono entrati, poi utilizzando la bombola di acetilene hanno puntato ad una delle 3 cassaforti. Tutto si è svolto in pochissimo tempo. L'esplosione e poi le fiamme hanno danneggiato gravemente l'edificio. Il boato è stato fortissimo ed ha richiamato l'attenzione dei vicini svegliati di soprassalto. Molta paura e soprattutto preoccupazione per la moglie e il figlio, voglio dire, perché insomma quando succedono queste cose un po' d'ansia ti viene, anzi un po' tanta, un po' d'angoscia. Il tempo di uscire per capire cosa stesse succedendo e, come ci racconta questo vicino che preferisce non farsi riprendere, nel buio della notte notare le sagome in fuga. Lei li ha visti scendere? Sì. E quanti erano? 2. In 2? Io ho visto 2, ma sentivo che parlavano in campo, non lo so quanti, ero paura a vedere indietro. Hai preso paura? Ho sentito l'esplosione? Mamma mia, come no, quando vedi. E dopo ho cominciato fiamme. Una fuga attraverso i campi che la banda ha protetto dall'altro lato del laboratorio con rete utilizzata per bloccare le uscite delle abitazioni circostanti e la strada di accesso alla via. Bloccate con delle corde anche il cancello e la porta della confinante abitazione del fratello del titolare del laboratorio. Sul posto poi sono giunti i Rangers allertati dall'allarme scattato. Al loro arrivo l'inferno. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio e la sezione operativa e il nucleo investigativo dei carabinieri hanno lavorato tutta la mattina per raccogliere le tracce. Adesso è caccia alla banda. Nel Trevigiano, ora, dove la Guardia di Finanza ha scoperto una maxi evasione nel Vittoriese. Ufficialmente nulla tenente, ma la finanza gli ha sequestrato 7 fabbricati, 3 terreni e disponibilità finanziarie per 740.000 euro. Un bel tesoretto per un imprenditore del Vittoriese, titolare di un'azienda metalmeccanica. L'indagine delle Fiamme Gialle ha permesso di accertare che da tempo l'uomo, amministratore unico della società, non versava le ritenute sui redditi dei dipendenti. È stato segnalato alla procura e il GIP ha concesso il sequestro di beni mobili, denaro, titoli e quote, tutti invisibili.
L'imprenditore infatti era riuscito a risultare nullatenente trasferendo solo formalmente le proprietà immobiliari a un prestanome, mentre i canoni delle locazioni finivano sui conti correnti di un'agenzia d'affari compiacente che glieli riversava. Un meccanismo complesso la cui falla è stata scoperta dalla finanza, impegnata anche in tempi di emergenza coronavirus nel contrasto all'evasione fiscale, da sempre piaga della Marca e del Veneto. Riapertura oggi delle piscine e delle palestre, siamo andati a vedere com'è la situazione. Buono l'afflusso per la prima giornata di riapertura di piscine e palestre, una delle riaperture più attese dagli abituali frequentatori. Finalmente, anche perché avevamo bisogno di tornare ad allenarci, quindi finalmente che ne hanno aperte. Ad Acquapolis Bassano, che è impianto natatorio e palestra, stamattina alle 7 c'era già la fila, programmata, contingentata su appuntamento. L'affluenza buona, ce l'aspettavamo, le chiamate sono state parecchie, anche perché abbiamo iniziato con le prenotazioni, per cui riusciamo ad organizzare i turni di accesso e sapere quante persone accedono all'impianto. Cosa è cambiato rispetto a prima? Abbiamo istituiti diversi protocolli di sicurezza e appunto di accesso, dall'entrata, dalla gestione delle vasche, che consentono senza ombra di dubbio un numero più ampio rispetto all'area più delicata, che è quella degli spogliatoi, dove il contingentamento è senza ombra di dubbio maggiore. Sanificazione con sforzi maggiori rispetto a prima, distanze negli spogliatoi. Adesso è stata intensificata e maggiorata soprattutto nelle orari serali, dove senza l'afflusso della gente riusciamo a scoprire anche quei luoghi un po' più difficili da passare nella quotidianità. Anche i centri estivi sono un argomento che tocca gli impianti natatori. Abbiamo il protocollo in partenza, stiamo attendendo l'autorizzazione finale dalle nostre autorità territoriali, però per l'8 di giugno siamo pronti per partire con i nostri ragazzi. Il 3 di giugno invece partiranno tutti i corsi di scuola nuoto. Ed ora parliamo di Sant'Antonio, giugno il mese antoniano, ed è tutto pronto per la tredicina che accompagna i fedeli alla grande festa del 13 giugno, dedicata appunto a Sant'Antonio, una festa rivoluzionata quest'anno dall'emergenza Covid, che vede Rete Veneta Televisione del nostro gruppo Media Nord-Est in prima linea per mostrarvi tutti gli eventi. L'abbraccio di Sant'Antonio ai suoi fedeli e a tutta la città quest'anno arriverà dall'alto. Il coronavirus ha tolto la possibilità ai pellegrini e ai padovani di assistere tutti insieme alla tradizionale processione per le strade della città, e così i frati della Basilica hanno deciso che il 13 giugno le reliquie e il busto di Sant'Antonio verranno portati in volo a bordo di un elicottero militare per benedire tutta Padova. L'evento sarà seguito in diretta da Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est, che trasmetterà sempre in diretta anche tutti gli eventi e le messe previste dalle 6:30 del mattino alle 21 del 13 giugno. Abbiamo voluto fare in modo che il santo fosse sentito, presente e vivo come era possibile in questo tempo. Con l'assenza degli assembramenti, allora è il santo che in questo caso volerà con un grande abbraccio a voler essere proprio presente lì dove in particolare alcuni luoghi sono diventati simbolo della fatica, delle difficoltà di questo nostro tempo. Quindi l'idea che il santo raggiunga con la sua benedizione, salirà con il suo busto, con la sua reliquia su un elicottero e raggiungerà Vo, raggiungerà Schiavonia, raggiungerà Campo San Piero, il luogo dove insomma, il santo ha vissuto le ultime settimane della vita, per poi andare su Padova, agli ospedali, i luoghi significativi della città. L'elicottero con a bordo le reliquie del santo e il rettore della Basilica, padre Oliviero Svanera, sorvoleranno le zone simbolo dell'emergenza di questi mesi. Benediranno il Covid Hospital di Schiavonia, l'ex area rossa di Vo Euganeo, l'ospedale di Padova e il carcere. Un momento emozionante che le nostre telecamere faranno entrare in diretta nelle vostre case, così come gli altri eventi previsti per questa tredicina. Il cartellone culturale del Giugno Antoniano è stato ridotto a 4 appuntamenti, tra questi spicca il concerto di Antonella Ruggero all'interno della Basilica il 12 giugno alle 21, preceduto da una versione ridotta della rievocazione storica del transito del santo, e il concerto di campane che dall'Arcella si estenderà a tutta la città. Attraverso le nostre telecamere potrete gustare inoltre alle 21
21 di domenica 7 giugno la visita guidata nel cuore del santo, scoprendo da vicino opere che solitamente si vedono a distanza dai banchi della navata. Una tredicina rivoluzionata dagli effetti della pandemia, così come venne 800 anni fa rivoluzionata la vita di Fernando, giovane canonico portoghese che decise di vestire il saio francescano e di diventare Antonio da Padova, il santo dei poveri. Ai bisognosi, in particolare alle famiglie in difficoltà dopo questo periodo, e alle vittime dell'attentato terroristico in Sri Lanka dello scorso anno, sono legati invece i progetti sostenuti dalla Caritas antoniana in questi mesi. In prospettiva, anche nel giugno antoniano, sono previsti tutta una serie di interventi e di progetti proprio legati al nostro territorio e legati anche a situazioni internazionali, perché Sant'Antonio abbraccia tutto il mondo, come sappiamo. A chiudere le manifestazioni del giugno antoniano, domenica 21, il concerto in Basilica dei Solisti Veneti. L'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, ha fatto sapere che anche per quest'anno, per tutto il mese di giugno, l'ingresso al polo museale, ovvero Musei Eremitani, Palazzo della Ragione e Palazzo Zuckerman, sarà gratuito per tutti. E saranno i militari italiani a pilotare l'elicottero che porterà in volo la benedizione del santo. Quando i frati della Basilica del Santo hanno chiamato, chiedono di poter far volare Antonio sopra la città, l'esercito italiano non ci ha pensato due volte e in 4 giorni ha trovato e messo a disposizione un elicottero del Comando Forze Operative Nord che il 13 giugno si alzerà in volo dalla base di Casarsa della Delizia e poi atterrerà a Padova per far salire a bordo le reliquie di Sant'Antonio. L'esercito ha risposto con grande entusiasmo all'appello di Padre Svanera perché vuole essere vicino ai padovani, vuole essere vicino a tutta la comunità che è vicina a Sant'Antonio e l'esercito quindi non ha voluto far mancare il proprio supporto. L'esercito italiano in questi mesi di emergenza sanitaria è stato presente nei territori dando supporto nelle case di riposo e nei controlli su strada. L'esercito ha operato a 360 gradi da subito, abbiamo fornito supporto agli ospedali in Lombardia, abbiamo fornito supporto alle residenze sanitarie assistite, abbiamo contribuito all'isolamento di quelle zone come il comune di Vo che risultavano essere i primi focolai del contagio, abbiamo trasportato tonnellate e tonnellate di dispositivi di protezione individuale a favore di tutti i sanitari e di tutti coloro che erano impegnati nella lotta al Covid. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo l'appuntamento con la nostra prima serata, come ogni lunedì torna Ring a partire dalle 21:15, l'approfondimento condotto da Ferdinando Avarino, ospite nella prima parte il governatore del Veneto Luca Zaia, poi ci sarà Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto, Roger Demenec del Partito Democratico, Flavio Pinto dei 5 Stelle, il sindaco di Treviso Mario Conte ed Arturo Lorenzoni, candidato governatore dell'area democratica. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre al meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Il nostro territorio è ancora interessato da una circolazione anticiclonica. Anche martedì 26 maggio sarà dunque all'insegna del bel tempo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata contrassegnata dalla presenza del sole un po' dappertutto. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Sulle zone prealpine e pedemontane nel pomeriggio sarà possibile qualche locale annuvolamento, ma senza piogge degne di nota. Temperature in linea con la media del periodo, minime fino a 14 gradi, massime tra i 21 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento su tutte le province della regione, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime invece tra i 22 e i 24 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà simile con bel tempo prevalente, salvo per isolati acquazzoni sui settori alpini di confine, specie nelle ore pomeridiane. Temperature minime sugli 11-12 gradi, massime invece sui 25-26 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.